Euroregione.news. Le esedre e il prato di Villa Manin di Passariano si rianimano di una tradizione espositiva rimasta interrotta per anni. Torna il mercatino dell'antiquariato, del modernariato, con ben 100 espositori, con il titolo Scrigno del Doge. Il ritorno è voluto dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed ERPAC con la collaborazione di Aries Venezia Giulia e il Comune di Codroipo. Lo Scrigno del Doge si svilupperà su 6 appuntamenti a partire dal 25 aprile per poi replicare il 2 giugno, il 28 settembre, il 1 novembre, l'8 dicembre e il 6 gennaio 2026. L'iniziativa è stata presentata a Villa Manin dal vicepresidente della Regione e assessore alla cultura e sport Mario Anzil, assieme alla direttrice generale dell'ente regionale per il patrimonio culturale Lidia Alessio Verni, al direttore di Villa Manin Guido Comis, al curatore Lucien Zinutti, tra i maggiori esperti del mobile antico in regione, e al vice sindaco di Codroipo Giacomo Trevisan. Per riprendere le fila di una tradizione interrotta ci sono volute migliaia di chilometri e la ritessitura di relazioni che il curatore Zinutti è riuscito a portare a termine in appena un mese. È abbastanza fatica perché ho ricevuto l'incarico esattamente un mese fa, e quindi dal 6 di marzo che ho ricevuto l'incarico, diciamo il 7 aprile, siamo riusciti a affittare già 85 stand e arriveremo a 100. Praticamente sarà occupata tutte le arcate dell'Esedra, più ci sarà tutto il giro del prato, della piazza Tonda, con degli espositori che sono sia hobbisti che rigattieri con licenza di antiquariato. È una tradizione che piace molto, abbiamo molti nostalgici, i mercatini attirano moltissima gente e vedo che funzionano un po' dappertutto, basta andare a Piazzola sul Brenta la domenica o a Godega o a Porto Buffolè, è sempre pieno di macchine che non si riesce neanche a parcheggiare, quindi non c'è motivo che Villa Manin non abbia un bel mercatino, anzi non avrà un bel mercatino, ma Villa Manin avrà il più prestigioso mercatino del nord-est, perché faremo una selezione degli espositori e magari avendo anche gli spazi interni all'Esedra vedremo di portare anche degli antiquari con gallerie a Trieste, a Udine, a Pordenone, per dare una mano anche a loro, pubblicizzare i loro prodotti, e diverrà una piccola mostra di antiquariato. Lo Scrigno del Doge sarà una vasta vetrina di opportunità per curiosi e collezionisti, ma sarà anche occasione per osservare da vicino dimostrazioni pratiche di antichi mestieri artigiani e per ascoltare conversazioni sulla realtà dell'antiquariato e del collezionismo, come quella del 25 aprile alle ore 11:30 nella Barchessa di Ponente, con esperti che disquisiranno su come nasce una collezione e sulle passioni che animano i collezionisti. In tutte le edizioni del mercatino sarà presente Alessandro Rosa, esperto d'arte, volto noto della TV. Sì, abbiamo pensato, per attirare gente in villa, di fare qualcosa in più che il solito mercatino, e quindi ci saranno questi praticanti di antichi mestieri che si esibiranno di fronte al pubblico, e questo piace molto alla gente. Inoltre ci sarà l'aperitivo con il famoso personaggio televisivo che si chiama Alessandro Rosa, quello che conduce Cash or Trash, Quanto Vale, una trasmissione che fanno la sera sulla 9, molto seguito, quindi sarà il nostro cavallo di battaglia. Verranno a farsi selfie con lui sicuramente, e poi prima dell'aperitivo ci saranno dei dialoghi, delle piccole conferenze sul collezionismo, su vari temi. Il ritorno del mercatino dell'antiquariato e del modernariato si inserisce in un programma di ampio respiro che ha in Villa Manin il suo fulcro nei prossimi mesi. Dai concerti con star della musica, agli eventi come Sapori Pro Loco, alle mostre, in particolare Confini da Turner a Monet e Hopper, evento di punta inserito nelle iniziative per Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Villa Manin è luogo di formazione, produzione ed esposizione della cultura, che deve avere come destino il far vivere esperienze, perché la cultura non è solo una nozione da apprendere sui libri, ma rielaborazione soggettiva di esperienze vissute, ha ribadito il vicepresidente Mario Anzil. In particolare Villa Manin è il luogo simbolo per poter vivere la cultura di frontiera che caratterizza il Friuli Venezia Giulia. Diciamo che il mio personale obiettivo è proprio quello di rilanciare questo luogo magico, Villa Manin, che con un ossimoro può essere definita una reggia della Repubblica di Venezia, sicuramente la più imponente tra le ville venete, residenza dell'ultimo doge Manin appunto, e merita diventare un centro pulsante della cultura della nostra regione. Per fare questo abbiamo voluto una serie di iniziative che spaziano in tutti i campi
e anche questa, il mercati dell'antiquariato, lo scrigno del Doge, scrigni di Doge, perle di re, che potrà in effetti offrire ai visitatori un'esperienza culturale di livello. Sarà uno dei mercati dell'antiquariato più importanti del nord-est, questo è l'obiettivo, e non ci saranno solo la possibilità di visitare e acquistare oggetti anche di valore, ma ci sarà una serie di eventi collaterali, dall'approfondimento di temi culturali connessi all'antiquariato al restauro, e questo perché appunto vogliamo che sia un'esperienza culturale di livello. Villa Manin sarà la cornice esclusiva del ritorno del mercatino, ma i visitatori potranno anche estendere lo sguardo alla villa stessa, scoprendo per esempio l'installazione multimediale nel Giardino delle Meraviglie o visitando le contemporanee mostre Scooter Italia 1945-1970 e Obiettivo 13, o partecipando a visite guidate in villa e nel suo parco.